ricordava Piero Craceffa. Ore decisive. Totò Pennica, candidato sindaco di Epolis, abbraccerà la grande coalizione MPA, Partito Democratico, Grande Sud, FLI e API o viaggerà in compagnia del PDL di Alfano per provare a conquistare lo scranno più alto di Palazzo dei Giganti. Sia l'una che l'altra ipotesi per il momento restano in piedi. Trattative, mediazioni, incontri sono fasi concitate, frenetiche, in cui i partiti maggiori sono chiamati a fare delle scelte. Stasera ennesimo vertice. Attorno ad un tavolo Michele Cimino, Angelo Capodicasa, Roberto Di Mauro, Luigi Gentile e Nuccio Cusumano. I tempi sono ormai stretti, i più ottimisti parlano di possibile fumata bianca attorno alla candidatura di Totò Pennica, sponsorizzato soprattutto per i buoni e datati rapporti personali dal parlamentare nazionale del Partito Democratico. Nel caso in cui allora l'intesa sarà chiusa, agli uomini del coordinatore nazionale del Popolo della Libertà non resterà altro che valutare nell'immediatezza altre soluzioni e visti i tempi molto limitati, l'11 aprile bisognerà presentare le candidature alla segreteria del comune e la recente apertura di Angelino Alfano nei confronti del sindaco uscente non è da escludere che il PDL possa convergere assieme al PD di Ruvolo proprio su Marco Zambuto, uomo dell'UDC, e nelle ultime ore non sarebbero mancati segnali positivi che vanno in questa direzione, facendo leva anche sullo scenario politico elettorale che si è delineato al comune di Palermo, dove il Popolo della Libertà si è alleato con il partito di Casini e in compagnia di Grande Sud per sostenere Massimo Costa. Nella giornata di domani ad Agrigento è stata convocata la prima riunione del neoeletto direttivo provinciale del PDL, c'è grande attesa per la decisione, ma le amministrative di maggio infiammano il dibattito anche negli altri centri chiamati al voto. A Raffadali, messosi da parte Silvio Cuffaro, è ormai certa la candidatura di Franco Laporta, attuale consigliere provinciale. Sarebbe pronto a scendere in campo anche Angelo Salemi, sostenuto da liste civiche, e domani sarà ufficializzata la candidatura a sindaco del deputato all'Ars del PD Giacomo Di Benedetto, appoggiato dal centro-sinistra. E a proposito di PD e di parlamentari, ancora incerta a Bivona la ricandidatura di Giovanni Panepinto. Io sto provando a non essere permanentemente, come dire, impegnato nell'attività di sindaco. Mi piacerebbe di più sostenere la mia comunità, ma essere al servizio di un progetto complessivo che è quello della lotta alle povertà e alla marginalità del mio territorio dove io vivo, così come di tutta la provincia. E restiamo nella zona della montagna. Domenica a Casteltermini il segretario provinciale dell'UDC Lillo Firetto presenterà la candidatura di Stefano Licata, già sindaco del paese. Il suo avversario sarà l'uscente Nuccio Sapia. E ad Aragona, sempre domenica, sarà presentata la candidatura a sindaco di Giuseppe Pendolino. Alle sue spalle FLI, API, MPA, Partito Democratico, Italia dei Valori con l'aggiunta di alcune liste civiche. Parrinello il suo antagonista. Lo porta nel cuore e sponsorizza sempre queste attività.